Noi abbiamo visto, direi negli ultimi 20 anni, un cambiamento che giorno dopo giorno sta diventando epocale. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro e oggi siamo a Borgo Valbelluna da Cerentin Fratelli Lattonerie con Andrea Cerentin. Ciao Andrea, grazie dell'ospitalità. Vuoi raccontarci subito di cosa vi occupate? Benvenuti e grazie per questa possibilità. Noi ci occupiamo innanzitutto di lattonerie, però negli anni la nostra attività è evoluta e oggi realizziamo lattonerie, coperture e rivestimenti soprattutto in metallo, andando a lavorare su cantieri e realizzando delle coperture su edifici in chiave moderna e quindi evolvendo un po' quella che è la lattoneria tradizionale e intersecandoci col mondo, che è un po' il nostro pane, che è un po' la nostra origine, delle coperture aggraffate che sono tradizionali qui in montagna. Uno dei temi chiave del nostro territorio nel mondo dell'industria, dell'artigianato e dell'impresa in generale è quello del passaggio generazionale. Voi siete già alla seconda generazione, quindi avete già vissuto questo momento che per molte aziende può essere critico. Vuoi raccontarci com'è andata? La nostra azienda nasce più di 40 anni fa, abbiamo festeggiato 40 anni l'anno scorso, opera di nostro padre Costante e di mio zio, quindi suo fratello. Oggi la seconda generazione è subentrata e siamo io e i miei due fratelli e mia sorella. Nel nostro caso la successione generazionale è avvenuta in maniera, direi, piuttosto fluida, perché noi fratelli siamo entrati in azienda progressivamente e cercando di dedicarci ognuno al proprio campo di competenza in base alle nostre passioni, ai nostri talenti e al nostro percorso di studi. Quindi io mi sono sempre occupato da bravo ragioniere e poi laureato in economia di amministrazione. Mio fratello Fabio, che è ingegnere gestionale, si è sempre occupato della gestione dell'officina e dell'organizzazione dei cantieri. Nostro fratello Michele si occupa dell'installazione dei nostri prodotti, mentre mia sorella Valentina mi segue e mi aiuta in ufficio e quindi si occupa anche lei di amministrazione. Come è avvenuto questo processo di successione generazionale? È avvenuto, come dicevo prima, in maniera molto fluida, perché nostro padre ci ha sempre abituato a prendere decisioni, a condividere le decisioni e ci ha abituato a decidere cosa c'era da fare giorno dopo giorno, dalle cose più semplici alle cose più complicate, e il fatto di lavorare su realizzazioni su misura ci ha anche un po' costretto a entrare in questo processo decisionale insieme al resto dell'azienda. Ecco, hai appena detto un particolare che sicuramente è centrale nel vostro lavoro, ovvero realizzazioni su misura, quasi sartoriali. Quindi mi viene spontaneo chiederti quanto è cambiato questo settore negli ultimi non 40 anni ma 20 o forse addirittura 10, cioè quanto è veloce il cambiamento con cui vi dovete confrontare quotidianamente. Noi abbiamo visto, direi negli ultimi 20 anni, un cambiamento che giorno dopo giorno sta diventando epocale, perché si è passati dal realizzare lattonerie e coperture che avevano la principale funzione di portare fuori l'acqua dal tetto, non far entrare l'acqua in casa, mentre al giorno d'oggi l'evoluzione va sempre di più verso realizzazioni su misura che abbiano un elevato valore estetico e che vadano in molti casi a rivestire quasi completamente gli edifici per poterli anche proteggere dagli eventi atmosferici, dalle bombe d'acqua, da questi fenomeni atmosferici. Quindi unendo le due cose, una maggior richiesta di estetica e una maggior richiesta di protezione, andiamo a fare un lavoro che giorno dopo giorno sta diventando completamente diverso rispetto a quello che era anche solo 20 anni fa. E quindi in quest'ottica quanto importante è l'innovazione per voi, sia aziendale ma anche come formazione del personale, che immagino sia un tema molto delicato nel vostro settore? Per noi l'innovazione è fondamentale e ha diversi risvolti. Innanzitutto innovazione tecnica, quindi cerchiamo di inserire giorno dopo giorno, anno dopo anno dei nuovi macchinari e lavoriamo su modelli 3D e quindi stiamo spostando la parte di installazione verso una parte di maggiore progettazione e realizzazione su misura all'interno della nostra officina e dei nostri uffici. Contemporaneamente cerchiamo di far crescere il nostro personale organizzando dei corsi all'interno della nostra sede. La nostra seconda sede aziendale è diventata di fatto un'aula corsi e attraverso le associazioni di categoria, attraverso la CNA, siamo in grado di offrire
dei corsi ai nostri dipendenti annualmente, ad esempio nel nostro caso nel periodo invernale quando i cantieri sono fermi per gelo e neve. Tutto questo viene portato avanti parallelamente con l'attività formativa classica, storica, quasi secolare, di formazione tramite l'apprendistato, quindi l'apprendimento che viene fatto direttamente nei cantieri e direttamente in officina, affiancandoci ai nostri maestri. Ecco, questo è un altro punto forse critico del vostro settore, nel senso che manca un percorso scolastico per imparare a fare un lavoro che però, mi dicevi prima fuori onda quando chiacchieravamo, è molto fluido, è molto anche difficile da pensare all'interno di una scatola scolastica, o mi sbaglio? È così, noi ci siamo abituati a una realtà nella quale non esistono corsi di formazione. Il mondo dal quale noi proveniamo e che cerchiamo di adattare alle esigenze moderne è quello delle coperture agrafate. È un tipo di lavorazione che è diffusa quasi esclusivamente nell'arco alpino, principalmente nel nord-est dell'Italia, e per questo tipo di realizzazioni non ci sono delle scuole. Noi siamo abituati a prendere i ragazzi a 18, 20, 25 anni e per quanto riguarda il nostro settore specifico partire da zero e dare a loro tutta la formazione per poter diventare poi dei maestri lattonieri e degli aggraffatori. E se vogliamo parlare invece del futuro, quali sono secondo te le opportunità nel vostro settore? Nel nostro settore le opportunità sono molteplici perché adattandoci a quella che è la richiesta del mercato, quindi una clientela sempre più esigente e delle realizzazioni che sono sempre più su misura e sempre più dal punto di vista estetico valutate con attenzione e progettate con molta cura, tutto questo per noi è in prima battuta, diciamo, un piccolo problema, nel senso che ci dobbiamo adattare ad una clientela diversa e più esigente, ma in seconda battuta è anche una grande opportunità di crescita e di andare verso un mercato di alta gamma, diciamo, che è diverso rispetto a quello che facevamo nel passato. Quindi anche la clientela è molto cambiata, tu hai detto esigente, ma immagino sia anche molto più informata, vi arrivino input molto ben definiti, cioè è tutto un mercato che cambia dalla A alla Z, o sbaglio? Come dicevo prima, nel passato la lattoneria e le coperture metalliche dovevano principalmente proteggere il profitto ed essere esteticamente accettabili, diciamo. Al giorno d'oggi invece c'è una sempre maggiore attenzione al risultato estetico e c'è anche una sempre maggiore attenzione a tutti quelli che sono gli accorgimenti tecnici, ad esempio l'installazione di impianti fotovoltaici, di pannelli solari, e all'ampliare sempre di più quella che è la nostra lavorazione, andando, come dicevo prima, a rivestire completamente gli edifici di metallo, dando un valore estetico che sia però poi dall'aspetto gradevole e in linea con le richieste dell'architetto, della proprietà e del cliente. Prima dicevi che appunto non esistono scuole di formazione specifiche, allora vogliamo dare un consiglio a un ragazzo, una persona che voglia iniziare in questo settore, che magari fra un po' vuole anche aprirsi un'attività, essere indipendente, ci sono margini, è una cosa fattibile? Che consigli daresti a chi vuole iniziare oggi questo percorso? Io parto sempre da un ragionamento che è quello che il nostro dipendente ideale entra in azienda a 18-20 anni e a 30, 35, 40 anni, quando si sente pronto, è giusto che inizi la propria attività imprenditoriale come lavoratore autonomo o cercando di avviare una sua azienda, perché questo è il percorso che noi portiamo avanti e che è sempre garantito il raggiungimento di un'elevata qualità dei prodotti che realizziamo. È vero che le opportunità sono sempre maggiori, proprio per quanto dicevo prima, perché le figure lavorative all'interno della nostra azienda non sono altamente specializzate, ma permettono ad un ragazzo, a una persona che voglia intraprendere questo percorso, di poter lavorare sia a livello di progettazione, quindi tramite grafica 3D e studiando nei minimi dettagli i progetti, e passando poi in prima persona alla realizzazione di prototipi e all'installazione dei prodotti realizzati. Perfetto, io a questo punto non posso che ringraziare Andrea Cerentin e darvi appuntamento al prossimo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Ciao Andrea e grazie. Grazie a voi. Ti è piaciuta la puntata? Allora iscriviti al canale di CNA Veneto, lascia un commento e seguici sui social.